Non morde più, non come prima, ma guai ad abbassare la guardia, guai a sottovalutare il coronavirus. Oggi però i dati dell'epidemia sono in calo e la sanità veneta dal 1° novembre è organizzata per affrontare la doppia vaccinazione, terza dose anti-Covid e anti-influenzale, che potranno essere fatti insieme. Come l'anno scorso siamo tra i primi ad avere i vaccini a disposizione, chi vorrà farsi l'antinfluenzale potrà presso i centri vaccinali o con i medici di base, come facciamo sempre, farsi la doppia dose di vaccino, quindi farsi la terza dose eventuale, parlo soprattutto degli anziani, la dose booster come si dice, no? Della terza dose di vaccino per il Covid e l'antinfluenzale, perché è autorizzato a farla assieme. Insomma, tutti gli sforzi vengono fatti per superare l'emergenza pandemica. La luce in fondo al tunnel si intravede. L'obiettivo è tornare, se non alla vecchia normalità, almeno a una nuova normalità. Se continua così significherà che il vaccino funziona, sta funzionando, e significherà che abbiamo iniziato questa fase di convivenza che ormai ci porterà ad avere un Covid endemico. Cosa vuol dire tradotto in parole povere? Diventerà la nostra influenza. Io spero anche che la terza dose venga superata dal fatto che magari non servirà più, e così non servirà più neanche il Green Pass, e finalmente si tornerà a sorridere quando incontri gli amici e non a sentirti dire mai Green Pass, ma no Green Pass, ma sì Green Pass, queste robe qua, perché capisco che questo sta veramente devastando la comunità.